Benvenuti sul canale Napoli. Mettete un like al video e iscrivetevi al canale. Grazie. Il giornalista Carlo Alvino ha commentato al programma Televomero Terzo Tempo Calcio Napoli. Queste poche ore tra Parma-Napoli e Como-Inter potrebbero essere decisive. Mi aspetto che la squadra di questa giochi una partita equilibrata, ma se il Napoli vince, metterà l'Inter sotto una pressione straordinaria, riducendo un distacco di 14 punti a un temporaneo svantaggio di 4. Chivu non è abituato a queste battaglie di nervi. La partita di domenica è cruciale. Il Napoli deve assicurarsi la vittoria. Potrebbe essere una partita decisiva. Il Napoli sa di dover dare il massimo, di dover vincere ogni partita. La sfida contro il Parma potrebbe determinare l'esito del campionato, ma resta una partita difficile. Conte è l'ideale per il Napoli e per la nazionale. Credo che il duro lavoro di Antonio Conte stia dando i suoi frutti. Riesce a tenere tutti sulle spine nonostante i tanti infortuni e gli errori arbitrali a Bergamo, e nonostante tutto il Napoli di Conte è lì. È legittimo continuare a sognare, e avere Conte ti dà la forza per farlo. Antonio Conte è l'ideale sia per il Napoli, che celebra il suo centenario, sia per la nazionale italiana, che deve tornare a brillare. Il club festeggerà il suo centenario il 1° agosto e c'è un'enorme macchina organizzativa in moto per l'evento. Stefano Sorrentino, ex portiere, è intervenuto durante la trasmissione Terzo Tempo Calcio Napoli, su Televomero. Tutto è possibile, ma l'Inter ha battuto la Roma e i 3 punti hanno dato un po' di respiro alla squadra. Una vittoria del Napoli a Parma metterebbe pressione sull'Inter. Non è vero che i giocatori non guardino i risultati delle altre squadre. I nerazzurri, però, dovranno giocare contro il Como senza Lautaro Martinez, che, a mio avviso, è rientrato troppo presto, perché la partita contro la Roma era importantissima e la squadra era in crisi. Da ex giocatore, sapere che stanno inseguendo il risultato e che sono potenzialmente a 4 punti di distanza è fondamentale. Con il Como è un po' come l'Atalanta di Gasperini negli ultimi anni. Cambiano spesso i giocatori e non offrono punti di riferimento. Sono una squadra forte, unica e imprevedibile. Giocano molto bene e, vincendo, danno una spinta a chi è dietro. Conoscendo il signor Conte, insisterà affinché i giocatori conquistino 21 punti. Qualsiasi cosa serva. Non sarebbe nemmeno contento se lo facessero. 19 e gli avversari le vincerebbero tutte. I Fab Four? Anche loro alzano il livello dei compagni, partendo dagli allenamenti e trasferendo poi quei miglioramenti in partita. Per esempio, quando Giaccherini arrivò al Chievo, aveva chiaramente una mentalità diversa dalla nostra, che lottava per evitare la retrocessione, dato che aveva già vissuto importanti esperienze in spogliatoi come quelli di Juventus e Napoli. De Bruyne è un grande campione. Si presentò al precampionato non proprio al meglio della forma, ma al rientro dall'infortunio fu abbagliante. Lo si è visto già contro il Torino, quando ha corso e pressato tutti gli avversari. Questa mentalità spiega perché ha vinto così tanti trofei. Conte è l'unico che può fare qualcosa con la nazionale italiana. Era lì a quel tempo perché è uno di quei giocatori che non mollano mai. O cambiano le fondamenta a Coverciano e Conte va lì, oppure ci abitueremo al solito calcio italiano. Penso che il Napoli avrebbe bisogno di Lukaku se tornasse per le ultime partite. Penso che Conte lo utilizzerebbe per raggiungere il suo obiettivo. Non credo che si sia comportato bene. Ma le parole di Spinazzola l'altra sera mi hanno davvero colpito. Se difende il ragazzo e parla apertamente, significa che Lukaku è una figura amata nello spogliatoio. In quell'azione mi sono accentrato per crearmi più spazio, poi Li Giovane mi ha passato la palla perfettamente e l'ho controllata con il sinistro prima di tirare. È stata una gioia immensa segnare, soprattutto perché mia madre, mio fratello e il mio agente erano allo stadio. Sentire il mio nome urlato dagli altoparlanti e dai tifosi è stato incredibile. Lo stadio era pieno e in quel momento ho capito davvero di aver realizzato il mio sogno di giocare e segnare per un club così importante come il Napoli. Spero che questo sia solo il primo di tanti gol per aiutare la squadra. Il brasiliano ribadisce anche le sue fonti di ispirazione. Sono cresciuto guardando Neymar e Ronaldinho, cercando di imparare da loro e di portare la stessa gioia in campo. Poi, il contesto del suo arrivo. È stato un viaggio lungo e faticoso, tra partite e scali, ma arrivare a Napoli ripaga di tutto. Infine, una parola di affetto per la città e i suoi tifosi. Mi hanno accolto con tanto affetto.
Napoli è accogliente come il Brasile. In poco tempo mi sono sentito già a casa. Qual è la tua opinione, tifoso del Napoli? Metti un like al video e iscriviti al canale. Forza Napoli sempre!